Che ce n'è tante che fanno la finta che sono intelligenti. No, scusi, com'è che fanno finta di essere intelligenti? Invece cosa sono? Secondo me sono sconchiuruti. Vabbè. Ero a bar l'altro giorno, mi stavo pigliando mezza birra e secondare una barzelletta, si ammazzarono dei risati. Sì. Io non la capì. Scusi, vuole che cerchiamo di capirla insieme eventualmente? Ma io non ci trovo niente di ridere. La racconti qui. Allora, speriamo che mi ricordi. Meno male che ha fatto questa premessa, così ci salviamo in calcio d'angolo. No, perché ci stava contando Maro Umuto a Salvatore Usurdo. No, cioè, stavano contando tutto due. Scusi, se Maro Umuto si mette a raccontare una barzelletta a chi? Salvo Usuddo. A Salvo Usuddo. Insomma, vabbè, lasciamo stare, dai. Allora, io ci diceva, ci sono due sposini. Sì. In viaggio di nozze. Sì. E già ridevano. Ma che minchia ci ride? Devo dire, qui ha ragione lei. Che c'è da ridere? Due sposini in viaggio di nozze è una cosa bella. Due sposini se ne vanno in viaggio di nozze. Sì. Prima notte di nozze, Ido, a spoglia, ci leva anche il piede di zoma. Ci leva che cosa, scusi? La spoglia totale. Ho capito. Che è la prima notte di nozze, si mettono queste mutandine che sono un poco erotiche. Ah, e allora scusi, le cose le deve dire col nome giusto, perché poi altrimenti il pubblico non la capisce. Non si chiama piede di zoma, vede che le donne stanno già sorridendo tutte, ma si chiama perizoma, si chiama perizoma. In Sicilia pere, ma in italiano piede. Può essere che anche in italiano abbiano piede. Ora secondo lei, domani mattina le donne presenti e quelle che ci seguono da casa vanno in un negozio di lingerie e chiedono al commesso: senta, per favore mi dia un piede di zoma. No, c'è a dire un perizoma. Cosa che tu pensi che sta urda dove un cala? Vabbè, siamo comunque ho capito lei a cosa si riferisce. Gli ha tolto il perizoma, che sarebbe uno slip succinto. Guarda, sotto la cinta si può tenere con il che lei proprio di queste cose non ne capisce. È una cosa che è un filo. È uno slip piccolo, un filo. Tutto un filo che ma gira, che filo un filo che chiana. Che sta facendo? Ma che ti sta spiegando cos'è il perizoma? Lo sappiamo cos'è. No, il piede di zoma è una cosa che cioè, dice, magari, ma perché esiste? Cioè, magari sto dubbio c'è. E allora, se c'è qualche signora che vuole chiamare che là ce lo facciamo vedere, per favore. Ma che fa? Siamo in televisione, chiudono la mittente subito. Ma che pazzo? A scuola, questo è un momento di cosa, di istruzione. Ma che vuole fare? Quark vuole fare? No, io faccio tutti io, no qualche. Non c'è bisogno, se lo vuole spiegare lo spieghi lei. Le donne stiano al loro posto, tutte, ferme. No, dicevo, comunque, usano è un filo che parte da qua, gira, torna e torna qua. Una volta che è tornato qua. Che sta facendo? La direzione. Ma come la direzione? Questo stesso filo scende davanti e acchiana di dietro. Con il fiocco di dietro o un gruppo, oppure un gruppo davanti e una cosa davanti. Tutto questo qua. Ho capito, ma noi lo sapevamo. Lei ci ha spiato perché ha detto il piede di zoma. Comunque, l'ha spogliata nuda. L'ha spogliata nuda. Nuda. Questa barzelletta io non la capisco, e chiede risate. E poi lui ci fa a lei bacetto, buonanotte al boschetto. Bacetto, buonanotte al boschetto. E chi di risate. E io che mi bevevo la birra. L'indomani della prima notte, l'indomani è un'altra volta chiedo. Spoglia tutta. Insomma, bacetto, buonanotte a boschetto. Un terzo giorno spoglia tutta nuda come bacetto, buonanotte a boschetto. E così per 7 giorni di fila. L'8° giorno, come ce l'avevo piede di zoma e ci stavo dicendo bacetto, la moglie mi fermavo e ci disse gioia. Che io non capisco. Na sto boschetto o ci canta qualche cosa o nunca domani mi viene un terreno. E lei non l'ha capito. Lei non l'ha capita, però sai che cosa le devo dire? Scusi. Allora. Ma scusi, ma come tu vieni un terreno che oggi i cristiani per venire sempre sul terreno che aspettano 10 anni? Che è il momento di venire che sto. Lei